Amici della bicicletta, bentornati nel mio canale. Oggi vi farò fare un bellissimo percorso, una ciclovia che costeggia la laguna veneta e andremo a visitare Lio Piccolo, un posto bellissimo dove questa lingua di asfalto attraversa i due lati della laguna. Non sto qua a dilungarmi con le parole, godetevi il filmato, iscrivetevi al canale e ovviamente a fine video vi dirò dove parcheggiare gratuitamente, che è sempre cosa buona e giusta. A dopo, ciao ragazzi! Come potete ben vedere, oggi non sono solo, siamo in 9 persone perché ho organizzato questo giro per portare in giro la gente a esplorare posti che magari loro non conoscono. E niente, ora abbiamo 10 km di questo bel drittone sterrato, direzione prima tappa Jesolo Paese. Da là prenderemo un altro bel sterratino che ci porterà fino a Cavallino, dove si aggiungerà un'altra persona per poi raggiungere Lio Piccolo. Io pedalo, va che è meglio. Compatto, qui con noi c'è Daniele, la sua prima esperienza con noi. Ciao. Si sta divertendo un sacco perché ha capito che sono un pagliaccio, giusto? Giusto. Quindi la prossima volta dovete venire anche voi a pedalare con me perché vi divertite un mondo. E in più guardate dove vi porto, cioè, ma va che roba! Cioè, Jerry, hai una maglia che è qualcosa di eccezionale. Guarda, stupenda veramente, cioè, è bellissima, di colori stupendi. Ma la tua dove l'hai presa? La mia l'ho presa, cioè, che cazzo l'ho fatta fare io? Scusami, ma ricordiamo perché abbiamo fatto fare questa maglia. Perché il ricavato, una parte del ricavato va in beneficenza per un'associazione che si chiama Sogni, proprio questa qui. Quindi chi fosse interessato ad acquistare la maglia o il berrettino di Dove Veto Amore, basta che mi contatti e io ve lo spedisco a casa senza nessun problema. Ciao! E dopo 20 km abbiamo raggiunto Jesolo Paese. Poi lo sterrato adesso. Facciamo lo sterrato. Ecco, questo è un altro punto dove volendo si può partire per la ciclabile per raggiungere Lio Piccolo. C'è questo bellissimo parcheggio gratuito proprio all'ingresso di Cavallino.
Allora, dopo 30 km ci siamo fermati per fare una piccola sosta perché si è aggiunto con noi il buon Gabriele, ok? E purtroppo si scappa una biretta. Cioè, mio amico diceva sempre: se robe va male e il corpo non ha da soffrire. Ed inizia così a Cavallino un altro bellissimo tratto di ciclabile che sa regalare emozioni. Tac. Va che gruppetto. Va, guarda il Lele, vai Lele. Stiamo raggiungendo la ciclabile sospesa sulla laguna, che se vi ricordate avevo già fatto un video a riguardo che mi avete coglionato perché avevo sbagliato a parlare, quindi vabbè, lo rifaccio. E qua intanto siamo in questa bellissima ciclabile e guardate che spettacolo. Tac. E c'è sempre Lele, eh. E per chi volesse fare solamente il tratto di Lio Piccolo, quindi andata e ritorno, far circa 20 km, può benissimo parcheggiare qui la macchina. C'è parcheggio con disco orario 120 minuti. Per chi non lo sapesse, 120 minuti sono 2 ore. A parte che come sempre c'è il Lele, ma voi dovete sapere che qui il sabato e la domenica il traffico è chiuso alle macchine, quindi questa diventa completamente una pista ciclabile. Siamo arrivati a un bivio, Lio Piccolo 4 km o Mesole 2 km. A Mesole c'è una bellissima chiesetta che tutti vogliono vedere, giusto? Proprio tutti. E quindi faccio una piccola deviazione da quella parte, dopo andiamo a Lio Piccolo. Siamo ritornati al bivio, ora giriamo per Lio Piccolo, ma guardate là in fondo c'è l'isola di Burano. Voi non lo sapete, ma alla fine di questa strada c'è un bellissimo ristorante dove si mangia divinamente pesce, e lo sto dicendo per esperienza mia personale, non sono sponsorizzato niente, che si sappia. Si chiama Al Notturno. Se venite qua fermatevi perché tanta roba, ma tanta roba. E a parte il Lele, eccoci arrivati al Notturno.
Parona. Ciao. 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 Per i nostri Prego. futuri ciclisti che verranno a trovarvi, quante cose buone fate. Vi ospiteremo con tanto vino buono e anche pesce fresco buono. Quindi ricordatevi, al notturno colpo sicuro. Ciao ragazzi. E nella piazza di Lio Piccolo, dove c'è la chiesa, c'è anche il bagno gratuito. Cosa volete di più? Dai. Bene ragazzi, il nostro giro verso Lio Piccolo finisce qui. Una bellissima piazzetta, vi consiglio di visitarla. Vi ricordo che al fine settimana il traffico è chiuso alle automobili. Se ne troverete qualcuna sono solo quelle persone che hanno l'autorizzazione per andare nei vari ristoranti che ci sono. Io vi invito a iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi. Ovviamente vi avevo promesso che vi avrei detto dove parcheggiare a Porte Grandi. Porte Grandi dovete cercare ovviamente il cimitero di Porte Grandi. Da Porte Grandi a Lio Piccolo sono 50 km esatti e andata e ritorno, quindi saranno un centinaio. Quindi buona pedalata a tutti. Ciao. Occhio, questa l'ho ripresa, ammetto, te lo dico. Occhio che va di nuovo. E doppia così ti me la regata.